L'anno era il 1998 e il pezzo cantato da Veronica Ciccone in arte Madonna è Ray of Light, raggio di luce, quella dell'alba, ma qua già è giorno fatto alle 7:36 e 12 minuti. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di oggi, venerdì 30 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bel giornale online dove dentro ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che per ora sto sostituendo io, e poi Savasandir, videopillole, interventi e tanta altra bella robina. Radiolibertà.net. Le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Il telefono Savasandir 0292947222 quando lo dirò io dopo le 9:05. Attenzione però, visto che abbiamo citato appunto il nostro Giovanni Sallusti, vi dico questo: noi oggi chiudiamo 10 minuti prima, chiudiamo per le 9:20, perché alle 9:30 precise ci sarà, anziché liberamente, oggi c'è un piccolo cambio di palinsesto, ci sarà prima parlando liberamente e poi liberamente. Chi sarà l'ospite di Giovanni Sallusti? Sarà Claudio Velardi, quindi noi chiudiamo un po' prima, ma voi restate sintonizzati perché alle 9:30 avrete, parlando liberamente, Giovanni Sallusti intervista Claudio Velardi. Poi ve lo ricordo prima di salutarci. Va bene, cominciamo la nostra rassegna stampa, partiamo dalle agenzie. Oggi i temi sono alquanto variegati, tra DL sicurezza, le polemiche sulla riforma dell'appello che vuole fare il ministro Nordio, i dazi USA, la povera Martina Carbone e ancora Matteo Salvini in tour per il ponte, Edoardo Rixi che dice la sua su Genova, la Brambilla con le nuove norme sugli animali, il prof Porcone di Catania, quello che appoggiava solo i palmi ma non toccava le tette alle ragazze, Putin che ci fa un bel regalo perché ci vuole bene, mette batterie di missili puntate sull'Italia e Libia, e poi la Russia che economicamente parlando è alla canna del gas, visto e considerato che i prezzi delle patate sono arrivati a livelli assurdi, e c'è un'analisi economica che dice cose molto interessanti sul tema. Su Italia Oggi avremo modo poi di raccontarvele. E poi l'eutanasia in Francia, i vescovi alzano la voce. Va bene, partiamo con le agenzie, questa è l'ANSA. La Corte d'Appello USA, i dazi di Trump per ora restano in vigore, un tribunale aveva stabilito che il presidente non aveva l'autorità di imporli. Il femminicidio di Afragola, il padre di Alessio, chiedo scusa a tutti, i genitori di Martina disperati, Meloni dobbiamo fare di più. De Laurentiis ufficializza Conte, più forti di prima. Allegri invece firma col Milan. Lo scontro giustizia e premierato, 2 riforme in aula a luglio, l'ipotesi scatena l'ira delle opposizioni. La visita, Papa Leone XIV riapre Castel Gandolfo, sorpresa a Palazzo Papale. Visita il borgo Laudato Si, ricorda i rifugi offerti da Pio XII. E infine, scusate, industria e analisi, Filosa parte dai siti Stellantis di Parigi e Torino, l'incontro a Mirafiori con Elkann. Scriveremo un nuovo capitolo. Andiamo a vedere invece la BBC stamattina. La BBC ci informa che con buona pace anche di quelli che scenderanno in piazza il 7 di giugno, malgrado Israele avesse già firmato l'ok al piano per un cessate il fuoco di almeno 2 mesi e il rilascio di almeno 10 ostaggi vivi, Hamas ha risposto che non se ne parla neanche perché
non si ritiene soddisfatto dalla proposta che è stata avanzata dagli americani. Un funzionario di Hamas dice, la BBC ha detto alla BBC appunto che il gruppo armato palestinese, diciamo meglio, il gruppo terroristico palestinese, rifiuterà l'ultima proposta presentata dagli americani per un nuovo cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi. La Casa Bianca ha detto ieri che Israele aveva firmato con l'inviato americano Steve Witkoff questo piano e che stava aspettando una risposta formale da parte di Hamas. I giornali israeliani hanno citato fonti interne al governo di Netanyahu e dicono che questo accordo prevede che Hamas dovrebbe restituire 10 ostaggi vivi e i corpi di 18 ostaggi morti in 2 fasi, in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e il rilascio di prigionieri palestinesi che al momento sono in carcere in Israele. Il funzionario di Hamas, sentito dalla BBC, ha detto che la proposta non soddisfa le domande chiave avanzate da Hamas, inclusa la fine della guerra, e che naturalmente risponderanno nei termini. Il governo israeliano non ha commentato, ma il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi nella giornata di ieri che aveva accettato il piano proposto da Witkoff. Israele ha imposto un blocco totale a Gaza e ha ripreso la sua offensiva militare contro Hamas il 18 marzo scorso, a seguito del collasso di un cessate il fuoco di 2 mesi che era stato, diciamo così, era stato favorito da Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Israele aveva detto che voleva mettere pressione su Hamas per rilasciare i 58 ostaggi che tiene ancora nei suoi tunnel, almeno 20 dei quali si ritiene siano ancora vivi. Il 19 maggio l'esercito israeliano ha lanciato un'offensiva allargata che Netanyahu ha detto avrebbe visto le truppe prendere il controllo di tutte le aree della striscia di Gaza. Il giorno dopo ha detto che Israele avrebbe anche allentato il blocco e avrebbe permesso un'entrata minima di cibo a Gaza per evitare una carestia. Almeno 4.000 persone sono morte a Gaza nelle ultime 10 settimane, secondo il Ministero della Salute guidato appunto da Hamas. Le Nazioni Unite dicono che altre 600.000 persone sono state sfollate di nuovo a causa delle operazioni militari di Israele e gli ordini di evacuazione. E un report della IPC, questa agenzia appoggiata dall'ONU, avvisa che circa 500.000 persone si trovano davanti a livelli catastrofici di fame nei prossimi mesi. A una conferenza stampa a Washington ieri la portavoce della Casa Bianca Carolyn Leavitt ha risposto alla domanda se potesse confermare un report da parte della TV saudita all'Arabia secondo la quale Israele e Hamas si erano accordate per un nuovo cessate il fuoco. Posso confermare, ha risposto la Leavitt, che l'inviato speciale Witkoff e il presidente hanno presentato una proposta di cessate il fuoco ad Hamas che Israele appoggia e accetta. Israele si è messa d'accordo su questa proposta insieme agli americani prima che noi la mandassimo ad Hamas. Posso anche confermare che questi negoziati stanno continuando e speriamo che un cessate il fuoco a Gaza possa avvenire al più presto, in modo tale da poter far tornare a casa tutti gli ostaggi. Hamas, come abbiamo detto, ha risposto picche, picche. Quindi vedete un po' voi chi è che usa chi come scudo umano. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani di stamattina. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, eccolo qua. Il Fatto, Gaza sfiora la tregua, nella striscia è sempre emergenza umanitaria, oltre al cibo la piaga delle violenze sulle donne. Da Israele via libera alla proposta USA, rilascio di 10 ostaggi e 100 palestinesi in cambio di 60 giorni di cessate il fuoco. In serata doccia fredda di Hamas che si dice insoddisfatto. L'unico sopravvissuto, c'è anche l'Italia per il piccolo Adam, l'unico sopravvissuto al bombardamento che ha distrutto la sua famiglia a Gaza. Tajani dice vedremo se sarà possibile curarlo in Italia. Le difficoltà sono legate al trasferimento per le varie patologie di cui soffre il bambino.
All'Università Cattolica, gli studenti ai vertici UE, non parliamo solo di armi, riforme di spalla, l'ipotesi di discutere in aula a luglio fa infuriare il PD, basta forzature su premierato e giustizia accelerata con polemiche. Fotonotizie centropagina, il documento, iniziativa di Grecia, Francia, Spagna, minori sui social si alzano gli argini. Le partite della Casa Bianca, dazi USA, prima no, poi sì dai giudici, stop ai cervelli cinesi. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, mitico Corrierone, battaglia legale sui dazi di Trump, caos sulle tariffe, l'amministrazione grida al golpe, il caso può finire alla Corte Suprema, Mezzola, l'Europa sia più efficace. I giudici non poteva emetterli, deve ritirarli, la Casa Bianca ricorre in appello, verdetto sospeso. Di spalla, mai più cani alla catena, ora è legge in carcere chi maltratta gli animali. Questo è il testo approvata al Senato, prima firmataria Michela Brambilla. Spalla, la guerra, trattativa su ostaggi e cessate il fuoco, Gaza spiragli per la tregua, Israele accetta il piano USA, non c'è il sì di Hamas. La pediatra palestinese, ho perso 9 figli, salvate l'unico rimasto in vita. Fotonotizia centropagina, allenatori, Gasperini per la Roma, Lazio, possibile ritorno ai Sarri, panchine girevoli, Allegri al Milan, Conte resta. In alto, il femminicidio di Martina, il padre dell'assassino, Alessio mi ha mentito. C'è anche un'intervista doppia al padre di Martina e al padre di Alessio. Il Fatto Quotidiano, Ursula premiata per la pace mentre prepara la guerra, riarmo 200 milioni di tonnellate di gas serra in più all'anno. Morte del Green Deal, von der Leyen insignita del premio Carlo Magno su distensione ambiente, salta la corsa agli armamenti. Sul Guardian il rapporto dei danni dei nuovi ordigni sul clima, artiglieria 1 miliardo e mezzo di export in 3 anni. A Brescia, fra la base NATO di Chiedi e la Beretta, testate nucleari, caccia F-35 e fucili in mezzo alle campagne. Come se non lo sapessimo che nella Valtrompia ci sono le fabbriche che producono armi in Italia. Il Giornale, ok definitiva la legge, la carta degli animali, carcere per chi li maltratta, sanzioni più dure contro il traffico di cuccioli, esulta Brambilla, la sinistra si astiene, esulta pure Feltri, ora circhi senza bestie. La Corte d'Appello dà ragione al tycoon, guerra a giudici Trump, per ora restano i dazi, sospesa la sentenza precedente, sì alle tariffe, Medio Oriente, Israele accetta la tregua, Hamas no. Conflitto in Ucraina, il caso patate investe Putin, poche e care. Repubblica scopre incredibilmente che Giovanni Gentile non era quella figura pericolosa che 4 eroi hanno ammazzato a pistolettate. Giovanni Gentile, il fascismo ha fatto anche cose buone, ora lo ammette pure Repubblica. Il testo passa al Senato, primo via libera al DL sicurezza, Schlein disco rotto, ventennio. Conte resta a Napoli, Allegri torna al Milan, Juve caccia al tecnico. Il Tempo, c'è un sondaggio oggi come apertura del Tempo, contrordine compagni, Giorgia piace a sinistra, dal DL sicurezza ai centri in Albania, ecco il sondaggio shock che rivela cosa pensano davvero gli italiani. Mentre i partiti litigano sulla piazza, a sorpresa gli elettori di sinistra promuovono il governo Meloni. Ancora di spalla, eccoli qui, conflitto in Medio Oriente, Hamas dice no alla tregua con Israele, richieste non soddisfano il pressing degli USA. Mercati in agitazione, i giudici contro i dazi di Trump, ma la Corte d'Appello sospende, le misure restano in vigore. La piazza spacca sinistra, la mossa di Renzi e Calenda per scippare i riformisti e Schlein, anche Conte si smarca da Elli, poi parte l'iter per l'autostrada, via la Roma Latina, Durigon, opera storica c'è attesa da decenni. Il Papa a sorpresa dopo 12 anni a Castel Gandolfo, il grido di gioia, bentornato a casa, la stretta del Senato, il salva animali e legge, sanzioni severe, basta catene, carcere per chi li maltratta. E poi abbiamo il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, l'addio di Musk tra polemiche e fake, ho fatto abbastanza, gelo di Trump. C'è Fratoianni con la sua signora, sapete che avevano venduto la Tesla perché Musk, il porcone, si era alleato con il demonio, cioè Trump, e quindi c'è Fratoianni che chiede alla signora che stai a famo? Mi sto a ricomprare la Tesla.
Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, USA, caos sui dazi di Trump. I giudici bloccano le tariffe illegittime, ma la Corte d'Appello sospende la sentenza dopo il ricorso della Casa Bianca. È un golpe, imporremo le regole anche se battuti in tribunale. Scetticismo dei mercati, la UE attende i verdetti. Ecco, a proposito, ieri è nato anche un nuovo acronimo davanti al quale Trump si incazza in una maniera fenomenale. L'acronimo è TACO, che non è il gelato TACO, cioè Trump Always Chickens Out, che possiamo tradurre Trump se la fa sotto ogni volta. Cioè l'accusa è che lui prima fa bu bu bu, vi metto i dazi, vi faccio un culo così, poi però puntualmente fa marcia indietro. Quando la giornalista, mi pare della CBS, gli ha chiesto scusi, ma lei lo sa che a Wall Street la chiamano taco per questo motivo, io gli ho visto uscire veramente il fumo dalle orecchie tipo cartone animato a Donald, il quale ha risposto che io non sono un vigliacco perché tutte le volte in cui mi sono incazzato ogni volta hanno alzato la cornetta e mi hanno chiesto di negoziare, lo vedrete anche con l'Europa, qua e là. E poi ha concluso, non osi mai più rivolgermi questa domanda. Taco. Oddio. Taco. Roba che veramente nemmeno al liceo ci saremmo potuti inventare una cosa del genere. Vabbè. Sempre Repubblica, Medio Oriente, possibile tregua a Gaza, sì di Israele, Hamas frena, e poi i genitori del killer di Martina, non abbiamo capito, il Nobel Parisi, la fisica quantistica ci ha cambiati. La Stampa, dazi, scontro tra giudici USA, ira del presidente, li imporrò comunque, confermato il vertice di martedì con l'UE, Bruxelles si sente più forte. La Corte del Commercio, ordini di Trump illegittimi, ma l'appello, le misure restano, mercati nel caos. Anche perché provate a mettervi nei panni di un disgraziato che deve esportare in America, no? Sia che esporta, che ne so, pasta o Ferrari. Cioè uno dice, ma io che cosa ci devo scrivere nella bolla? Ce li devo pagare i dazi o no? Boh. Fotonotizie a centropagina, sì di Netanyahu al cessate il fuoco proposto da Washington, ma Hamas prende tempo, la guerra continua, senza tregua. La verità, dall'America a poco emerge la verità, Pfizer falsificò i dati sui morti per farsi approvare il vaccino, nei report dati alla FDA l'azienda ha segnato il doppio di vittime nel gruppo placebo rispetto agli inoculati col prodotto sperimentale. Invece erano pari o addirittura inferiori, i controllori sapevano ma hanno tirato dritto. Fotonotizie a centropagina, c'è Casarin che scherza col cardinale Zuppi, la solita lagna, processo ai salvataggi, ma è una balla. Ne scrive Francesco Borgonova, pagina 16. Schlein Co. contro il DL sicurezza va nanna dopo aver definito la norma fascista e medievale evocando la dittatura. I membri dell'opposizione disertano la maratona notturna, segretaria Dem, Conte, Fratoianni dormono. La narrazione vale per la piazza e mi pare giusto. Donald è un golpe, subito ricorso, un tribunale blocca i dati di Trump, altro caos e investimenti a rischio. Tanta nostalgia, tornando alla maratona notturna del Parlamento, tanta nostalgia di un famoso deputato radicale, si chiamava Ciccio Messere, che una volta parlò per quasi 18 ore. Non sto scherzando, 18 ore. Lo chiamavano anche vescica di ferro. Vittima della guerra civile spagnola, Leone tiene vicino al cuore la reliquia del vescovo ammazzato dai comunisti, detente bala, el Sagrado Corazon sta conmigo, diceva il bando nazionalista di Franco, dice allontanati pallottola, il Sacro Cuore è con me. Quella strana dittatura, il rapporto con Gentile, il suo delitto, peccato originale della cultura italiana. Ah, precisiamo una cosa a beneficio di chi ci ascolta. Sì, la Repubblica Spagnola era atea e non mancarono i preti, i seminaristi e i semplici fedeli fucilati, pure loro ai bordi delle strade, perché non è che le porcate le faceva solo Franco.
Andiamo avanti con Libero, sfida sull'immigrazione, Casarini a processo, vara la seconda nave. A giudizio con l'accusa di aver lucrato sui migranti, la ONG Mediterranea fa salpare un secondo equipaggio a caccia di profughi al largo dell'Africa. Fotonotizie a centropagina, vedete i carri Merkava da 70 tonnellate pronti all'azione. USA in pressing per la tregua, Israele dice sì, Hamas non molla. Pure i sindacati contro di lei, la Scala licenzia urlatrice Propal, isteria a sinistra. Cioè questa era una maschera, l'altro giorno c'era un concerto e ha urlato Palestina libera. Che cacchio c'entra con la Scala? Non lo so, però l'ha urlato. Missione coi nerazzurri, Inter, tensione alle stelle, oggi si parte per Monaco. Arrigo Sacchi, 2 consigli a Inzaghi. Se Baggio gioca, segna, se non gioca, non segna. Secondo me è questo il consiglio. Comunque, vediamo adesso Italia Oggi, credito, ricerca e sviluppo, SOS proroga, raffica di verifiche mirate sulle imprese, con pochissimi giorni per decidere se aderire alla richiesta di riversamento. Confapi ha chiesto il rinvio del termine del 3 giugno. Poi abbiamo l'intervista del collega Torrisi al professor Nicola Rossi, ordinario di economia all'Università di Tor Vergata. Più che stanziare nuovi fondi, la UE deve togliere i vincoli alle imprese. Andrea Secchi a pagina 19, respinto il ricorso della RAI, Sanremo, il festival si assegnerà con la gara. Adempimenti, versamenti fiscali verso la proroga del 31 luglio senza maggiorazione invece del 30 giugno a causa del blackout. La Cristina Bartelli e Giuliano Mandolesi a pagina 27. Poi abbiamo Claudio Plazzotta a pagina 19 che dice una cosa nella quale mi ritrovo molto. Garlasco è un caso mediatico grazie ad amici, avvocati, parenti a cui piace stare in video. Implacabile come sempre, ecco il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi. Le principali società internazionali di consulenza stanno emettendo dei report che avvisano gli imprenditori stranieri che lavorano in Russia sul fatto che l'attuale sistema non è più sostenibile per oltre un anno. Lo dimostrano i dati macroeconomici che, benché ampiamente edulcorati, sono i peggiori degli ultimi 20 anni. I prezzi di alcuni beni di consumo stanno salendo in modo incontrollato, il prezzo delle patate è più che raddoppiato, l'inflazione è al 7,6%. E ora anche il calo del prezzo del petrolio e il prevedibile arrivo di nuove sanzioni commerciali metteranno ancora più in difficoltà i conti pubblici. Quindi è molto probabile che Putin a livello militare si stia giocando le sue ultime carte per cercare di ampliare il più possibile i territori conquistati sul campo e poter poi annunciare il raggiungimento dei suoi obiettivi, la vittoria e la fine provvisoria delle ostilità. Del resto Trump l'ha sempre detto che lui avrebbe potuto impedire la guerra se fosse rimasto alla Casa Bianca, inondando il mercato di petrolio. A quel punto i russi con il loro petrolio ci si sarebbero potuti fare solo il pediluvio, altro che guerra. E ha ragione, aggiungerei. Diamo un'occhiata ai giornali locali, vi ricordo 340-670-9659, Brescia Oggi, stangata a Brescia, retrocessione, Corriere del Mezzogiorno Campania, il femminicidio di Afragola, il padre di Alessia sbagliato, ora deve pagare. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, sanità, spreco da 16 milioni per la privacy. Corriere del Trentino, sanità, ospedale, progetto sotto controllo. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, soldi e mercati, in Veneto 200 miliardi di risparmi. Corriere della Sera, Bergamo, strade da asfaltare, mancano 3 milioni e 400 mila euro. Corriere della Sera, dorso di Brescia, ambiente, Finchimica inquina il Mella, i risultati dei rilievi ARPA. Corriere della Sera, Lombardia, nuovo stadio, verificare il prezzo di San Siro. Corriere della Sera, Roma, criminalità, ex Miralanza a fuoco, rogo doloso. Corriere Torino, l'automobile filosa, debutto a Mirafiori. Corriere dell'Alto Adige, politica, giunta, Gennaccaro resta fuori. Corriere di Bologna, il caso, alluvione, prima causa per danni. Corriere Fiorentino, migranti, 5.000 fantasmi. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, la secessione di Viserba. Gazzetta di Modena, Sant'Agostino e i pedoni. Gazzetta di Reggio, salvata dal soffocamento alla festa della scuola. Giornale di Brescia, l'orrore di Gaza scuote l'università. Il Cittadino, quotidiano del Lodigiano e Sud Milano, calcio, tifo violento, pugno di ferro, un daspo e 5 denunce.
Il giornale Milano, vigilia di Champions, quell'Inter del triplete era disciplina, il carisma di Mourinho e gli argentini. Il piccolo di Trieste è più facile avere il bonus casa. Il piccolo di Cremona, logistica, scalo, RFI, progetto e lavori, presto ci saranno altri insediamenti. Il secolo XIX, Genova, Rixi blinda le opere. Il Tirreno, picchiato in casa a 77 anni, il vicino lo prende a calci, fai troppo rumore. La Gazzetta del Mezzogiorno, Puglia a 40 eletti. La Nuova di Venezia e Mestre, sanità, fuga dalle corsie. La Prealpina voleva soldi e regali. Chi è Andrea Mostoni accusato del delitto della escort, il coltello e i moventi. La provincia di Como, un 2 giugno speciale, tante bandiere e divieti. La provincia di Cremona, il Ponchielli dei cittadini. La provincia di Lecco, nameless, avvio con sorpresa nel 2026 a Lecco e Barzio. La provincia di Sondrio, giro, emozione a Morbegno. E poi chiudiamo con Repubblica Palermo, armi spuntate contro gli incendi, mancano operai e autobotti. Pausa e torniamo dopo Enzo Iannacci, Vengo anch'io, no, tu no, del 1967, a tra poco. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io. Enzo, vieni, non ti preoccupare che sei benvenuto. Le 8, 4 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa di oggi, venerdì 30 di maggio. Allora, cominciamo con il DL sicurezza. Prima però sono arrivate delle zappe che io vi leggo molto volentieri, anzi siccome oggi chiudiamo un po' in anticipo, se possibile puntate più sulle zappe che sulle telefonate, consiglio da amico. Allora, perché abbiamo meno tempo, non per altro. La Russia alla canna del gas, almeno loro il gas ce l'hanno, se non lo puoi vendere che te ne fai?
Ha detto bene Max con Cainarca, se la Meloni si lamenta dell'UE esca, ma il baraccone fa comodo a tutti, fuorché al popolo bue, Marco. Usciamo e dopo dove andiamo? Ancora, divertenti le terrificanti contraddizioni degli animalisti pro aborto, cagnolino sì, bambino no, complimenti Marco. Marco, sono d'accordo con te se proprio lo vuoi sapere, però ti aggiungo anche un'altra cosa, se tu fai questo discorso c'è sempre quello che urla che gli animali sono meglio delle persone, per il semplice e banale motivo, lo sai perché? Perché il cane mica ti risponde non sono d'accordo se tu fai un'affermazione di principio o esponi un tuo punto di vista, perché ormai in questa società non siamo più in grado di discutere. PS, mancano le patate in Russia, invochino l'intercessione di Silvio. I miei ascoltatori sono differenti. Devo dire la verità, io me la sarei aspettata più da Walter sta battuta, però c'è del genio. Vabbè. Basta, scusate. Scusate. Torniamo a noi. Ecco, c'è un'altra cosa che fa ridere, non solo non solo lui, non c'è solo la promessa del cavaliere, allora no. Pagina 7 della Verità, così la sinistra lotta contro il DL sicurezza. Sentite qua che roba. Dopo aver definito la norma fascista e medievale, evocando dittatura e tortura, i membri dell'opposizione disertano la maratona notturna. Schlein e Conte in testa. Come al solito per i progressisti, la narrazione vale sempre più della realtà. Piazze piene, poltrone vuote, scrive Giorgio Gandola, l'opposizione permanente contro il DL sicurezza, la falange rossa che invita alla disobbedienza civile nelle manifestazioni di ieri, oggi e domani, trasforma i ruggiti in sbadigli e quando si fa notte ha altro a cui pensare. Abbandonati i peones al loro destino, i leader si arrendono al primo abbiocco, disertano alla Camera la maratona del grande ostruzionismo, immediatamente trasformati in una grande fuga. Risultato delle votazioni: Elly Schlein assente, Giuseppe Conte assente, Nicola Fratoianni presente fino all'una circa, Angelo Bonelli che resiste fino a poco prima delle 3, poi molla. In trincea qualche soldato, in branda i generali. Sapete a che ora ha pubblicato Laura Cavandoli il video all'uscita della Camera? Alle 4:20 del mattino. Ok? Qualcun altro era tra le braccia di Morfeo già dalla sera prima. Non aggiungo altro. Così, davanti alle fotografie della desolazione in aula, diventa difficile credere all'indignazione verbale in corteo, allo sconcerto tarantolato nei confronti del decreto che la sinistra in coro definisce DL fascistissimo, copyright il manifesto. La segretaria PD era stata la prima a opporsi alla seduta fiume, conclusasi alle 5 abbondanti di mattina, per l'esame dei 151 ordini del giorno. Aveva rimarcato che questa legge è uno sfregio giuridico, ci porta più indietro del codice Rocco. Per questo aveva previsto le barricate e aveva minacciato: useremo ogni minuto a disposizione. Lei evidentemente per fare altro. Anche Giuseppe Conte, pur essendo lo storico titolare del favore delle tenebre riguardo al MES al tempo delle 4 sinistre di governo, aveva annunciato battaglia contro la maratona notturna. Si pensava perché andiamo nella direzione di uno Stato repressivo che vuol mettere un tappo addirittura alle libere manifestazioni democratiche, o perché gli inasprimenti di pena colpiscono il malcontento sociale che si sta diffondendo. Invece il motivo del dissenso doveva essere ben altro, per esempio un appuntamento in pizzeria. Dalle parti di Fratoianni la situazione non cambia. Aveva detto che l'Italia stava scivolando verso una deriva medievale determinata dall'introduzione di pratiche che richiamano pene corporali in palese contrasto con la Costituzione e i principi dello Stato di diritto. Hanno introdotto le frustate e non lo sapevamo. Cos'è sta storia?
e ha aggiunto con pathos che queste sono norme liberticide inutili. Un simile pacchetto di provvedimenti avrebbe meritato una notte insonne, un salto sui banchi con gli stivali infangati di Abubakar Sumaoro, un ostruzionismo gandhiano da ultima generazione. Invece niente, via di corsa a cambiare il ticket del parcheggio della Tesla, sono priorità. Quanto a Bonelli, leader verde indignatissimo pure il giorno dopo. Questo è un golpe contro la democrazia. Introduce 48 nuovi reati con aggravanti e una svolta autoritaria che avvicina l'Italia alla Turchia di Erdogan e all'Ungheria di Orbán. Se ne deduce che il suo boicottaggio deve essere stato granitico e la sua notte insonne per significare la contrarietà. Morale, scranno pieno solo fino a metà nottata. Se è comprensibile che i leader di partito non piantino le tende sotto la luna per vedersi bocciare gli emendamenti in situazioni molto normali, compito di solito lasciato ai peones silenti, è meno giustificabile il vuoto pneumatico in aula mentre la democrazia trema, lo Stato di diritto vacilla, gli stivaloni si avvicinano e la guardia è stanca. Quei posti vuoti stanno a dimostrare una volta di più che la narrazione conta più della realtà e che la sfilata in piazza a favore di telecamere è ritenuta molto più importante e scenica del sacrificio stazzonato delle ore piccole. Altro che barricate, qui quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a ronfare. Com'è che cantava Renzo Arbore? Ma il materasso! Ecco, appunto, quella cosa lì. Mentre tutto questo accade, tra l'altro ieri sera alla radio ho sentito uno di questi nel GR della mezzanotte, non ricordo chi fosse, uno di questi onorevoli, che diceva il codice Rocco, il codice fascista. Ragazzi, siamo nel 2025, di fascista nel codice Rocco c'è rimasta solo la firma di Mussolini. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Con tutte le riforme che gli hanno fatto, con tutte le modifiche, integrazioni e cose, del codice Rocco originario, ripeto, è rimasta solo la firma di Mussolini. Vabbè, però ancora dobbiamo sentire che il codice Rocco è un codice fascista. Perché non è un codice fascista anche il codice civile, visto che è uscito nel 42? Ah, Jesus. Ci vuole pazienza, amici miei. Restando nel tema della giustizia, il Fatto Quotidiano ci tiene a segnalare che il ministro Nordio si è comportato malissimo, secondo loro. Pagina 11, il processo, in via Arenula si studia una nuova riforma, stop ai ricorsi dei PM dopo le assoluzioni, tranne che per i delitti di mafia e terrorismo, che è quello che Nordio aveva anticipato qualche giorno fa, ve l'abbiamo raccontato, no? Appello, la tagliola di Nordio, vietarlo per quasi tutti i reati. Estendere l'impossibilità di presentare ricorso contro le sentenze di proscioglimento a tutti i reati, fatta eccezione per mafia e terrorismo. E poi impostare un processo d'appello che non si basi solo su quanto raccolto in primo grado, ma che rianalizzi tutto da capo. È l'idea alla quale da qualche tempo stanno lavorando gli uffici del Ministero della Giustizia di via Arenula e riguarda da una parte il funzionamento del processo di secondo grado, dall'altra la possibilità di estendere il principio di inappellabilità dopo le assoluzioni anche ai delitti più gravi, compresi, per citarne alcuni, quelli contro la pubblica amministrazione, a cominciare dalle corruzioni o anche l'omicidio. È l'ennesima riforma alla quale starebbe pensando il ministro della giustizia, Carlo Nordio, che volesse riformare l'appello l'ha dichiarato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera. Partendo dal caso Garlasco, ma parlando poi in generale senza entrare nel dettaglio, Nordio aveva spiegato: dopo un proscioglimento è irragionevole una condanna, soprattutto se le assoluzioni sono due. Ora, mi sembra abbastanza lucida come analisi, visto che Nordio non è un passante, ma è un ex magistrato. Quindi lo sa quello che sta dicendo. In generale, ha aggiunto, se vengono acquisite nuove prove a carico dell'imputato prima che la sentenza passi in giudicato, si deve rifare il processo ex novo, non inserirle nel fascicolo già formato come avviene in appello. In via Arenula si guarda quindi al modello britannico di common law. In sostanza, il ragionamento di alcuni addetti ai lavori, oggi l'appello si basa sugli atti del processo di primo grado. Dunque eventuali errori commessi resteranno in piedi anche nei successivi gradi di giudizio. Quindi l'idea è di impostare un processo d'appello nuovo,
basandolo sul principio del dubbio pro reo, ossia nel dubbio a favore dell'imputato. E così in secondo grado tutte le prove dovranno essere analizzate da capo. C'è poi la questione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Era stata la riforma Cartabia col decreto legislativo 150 del 22 a modificare il comma 3 quater dell'articolo 428 del codice di procedura penale che riguarda l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Se così stabilito che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Si tratta di reati minori, ovvero le contraddizioni e le contravvenzioni. La cosiddetta legge Nordio, la 114 del 24, quella che ha abrogato l'abuso d'ufficio, però ha poi esteso in parte questo principio di inappellabilità ad altri reati. All'articolo 593 del Codice Penale, casi di appello, è stabilito al comma 2 che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2. Vuol dire cioè che i magistrati non potranno presentare ricorsi in appello anche per quei reati a citazione diretta a giudizio. Per elencarne alcuni: resistenza a pubblico ufficiale, falsa testimonianza, evasione, tranne nei casi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite. E poi rissa, tranne nei casi in cui abbia avuto come conseguenza morte o lesioni, lesioni personali stradali gravi, truffa, appropriazione indebita, ricettazione. Ma non basta. Ora, l'idea è quella di allargare ancora di più i reati contro i quali, in caso di proscioglimento, il PM non potrà presentare appello, e potrebbero essere compresi quindi anche i reati contro la pubblica amministrazione, come corruzioni, concussioni e altri delitti. Saranno esclusi invece i reati di mafia e terrorismo. Certo è l'ennesima riforma ancora allo stato embrionale, per ora non c'è nulla di preciso, resta un'idea. Se ne riparlerà dopo un'altra battaglia, cara al ministro Nordio, quella sulla separazione delle carriere. Questa riforma costituzionale è stata approvata già a gennaio scorso dalla Camera dei Deputati. Mancano ancora passaggio in Senato e referendum. I tempi sono lunghi, ma qualora dovesse entrare in vigore il processo cambierà e a quel punto si potrà intervenire anche sull'appello. Direi che l'obiettivo qual è? Avere una giustizia veloce che si occupa di cose serie o trascinare i processi in eterno? Perché il processo eterno non mi pare che sia un'idea di giustizia, già che ci siamo. Poi torno a ripetere, uno che viene assolto in primo e secondo grado, che sono giudici appunto di merito, ha senso che lo condanni la Cassazione, che è giudice di rito, cioè che deve rispondere solo alla domanda: "Sto processo l'avete fatto nel rispetto delle leggi, sì o no?" Io dico che ha ragione il ministro Nordio. Voi che ne pensate? 340 670 9659. Andiamo adesso a occuparci, eccoci qua, andiamo a occuparci adesso della questione di Taco. Però fa ridere, c'è un senso di sfottò in questo soprannome che hanno affibbiato a Trump, che veramente fa molto ridere, o come si dice nel linguaggio del web, fa riderissimo, perché veramente Taco, cioè sembra proprio, non lo so, c'era un amico mio che per farli incazzare lo chiamavamo Tle, perché lui non aveva l'apparecchio e non riusciva a pronunciare bene la R, e quindi lo chiamavamo Tle, e lui andava in bestia in una maniera clamorosa. E lui va in bestia se lo chiami Taco. Ecco, a proposito di Taco Trump, eccolo qui, la nostra Alessandra Mori con il suo bel B-Economy, questo bel quotidiano, insomma, che si occupa di economia e non solo, ci racconta chi è quello che ha portato al colpo di scena iniziale, al primo blocco dei dazi di Trump. E la nostra Alessandra ha scoperto com'è che si è arrivati a questa decisione. Se a far saltare i nervi a Trump è stata la Corte federale, a far saltare i dazi e a imprimere il vero e proprio colpaccio è stato invece lui. Indovinate un po'? Inimmaginabile. Si chiama Victor Schwarz, è un piccolo importatore di vini che a caldo commenta così: "Non pensavo di arrivare a tanto." Proprio così, è stato lui il proprietario di Voss Selections, piccola azienda a conduzione familiare, padre e 2 figlie,
a ottenere la sentenza che ha bloccato i dazi e ora sta facendo impazzire Donald Trump. Non un potere dunque, non la magistratura, ma una minuta azienda di importazione di vini. Un uomo e le sue figlie al timone. Voss Elections ha sede a New York ed è il principale querelante della causa che ha portato i 3 giudici della Corte del Commercio Internazionale ad annullare i dazi generalizzati di Trump. Com'è cominciata la cosa? Sostanzialmente dice: noi non siamo una grande azienda, non possiamo semplicemente resistere alla tempesta, ha detto alla CNN il signor Schwartz. Quando Trump ha annunciato i nuovi dazi globali senza precedenti contro quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, Schwartz ha cercato l'aiuto di un avvocato. Presto ha incontrato gli avvocati di un'organizzazione garantista e libertaria, il Liberty Justice Center, che hanno proposto di far causa. Dopo qualche discussione in famiglia, Schwartz ha accettato il ruolo di primo querelante, che nell'ordinamento americano ha per esempio in una class action il principale onere della prova, e ha sporto querela insieme ad altre 4 piccole imprese, tra cui un rivenditore di abiti da yoga e uno di attrezzatura da pesca iperspecializzata. Dopodiché, in prima battuta, appunto, Trump ce l'ha fatta, cioè i giudici hanno dato ragione al ricorrente, ma in seconda battuta Trump, essendosi appellato, ha ottenuto che i dazi restassero in piedi. E allora andiamo su Il Giornale a pagina 3 perché Taco, scusate, mi fa troppo di presa in giro sta cosa. Taco si è incazzato fortissimo, eccolo qua. State un po' a sentire. La Corte d'Appello ha deciso per ora di consentire che i dazi restino in vigore. Si prospetta un braccio di ferro senza precedenti, con la Casa Bianca che promette: troveremo il modo di imporre i dazi anche se dovessimo perdere la battaglia legale. La prima decisione è stata emessa dai 3 giudici della US Court of International Trade, appunto la Corte del Commercio Internazionale di cui parlava prima Alessandra. Uno nominato da Barack Obama, uno da Ronald Reagan, uno dallo stesso Trump, i quali hanno definito i dazi illegali, stabilendo che la legge invocata dal tycoon per imporli non gli conferisce l'autorità per farlo. L'amministrazione americana ha subito deciso di far ricorso. Il Dipartimento di Giustizia ha detto che la sentenza danneggia la diplomazia del comandante in capo e ha chiesto alla Corte d'Appello di sospenderla, avvertendo che in assenza di almeno un provvedimento provvisorio gli Stati Uniti prevedono di chiedere oggi una decisione d'emergenza alla Corte Suprema. Il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, in un'intervista a Fox, si è limitato a dire: vedremo cosa accadrà, sottolineando che l'amministrazione ha diverse opzioni. Durissima la reazione del vice capo di gabinetto Steve Miller, che ha parlato di un colpo di stato giudiziario fuori controllo, mentre un portavoce di Pennsylvania Avenue ha rincarato la dose affermando che non spetta a giudici non eletti, scusate, mi ricorda molto l'Italia, non so perché, non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un'emergenza nazionale. Perché? Perché il problema è che il presidente Trump aveva applicato una legge del 1977 fatta sotto la buonanima di Jimmy Carter, però il problema è che la legge prevede che lui per applicare sti dazi deve avere l'approvazione del Congresso e naturalmente la cosa non va assolutamente bene. E allora ecco il momento in cui Trump perde le staffe e diventa Taco. Che cosa è successo? Insomma, Trump si è incazzato, ha detto: sono giudici attivisti, non spetta a loro decidere come affrontare un'emergenza nazionale, ha tuonato la Casa Bianca subito dopo l'annuncio. E allora poi la battuta d'arresto, forse la più dolorosa per Trump fra quelle finora subite dai vari tribunali, è giunta dopo un altro momento imbarazzante per il presidente. Durante uno scambio di battute nello studio Vale, una cronista ha osato chiedergli cosa ne pensasse di quel soprannome, Taco, che gli è stato affibbiato dagli investitori di Wall Street e poi rilanciato dal Financial Times per il suo atteggiamento altalenante sui dazi. Taco, in riferimento al piatto messicano, sta per Trump always chickens out. Tradotto e adattato, Trump ha paura e si tira sempre indietro.
Dapprima Trump non ha capito, poi la replica stizzita. Io coniglio? Questa è una domanda davvero cattiva, non farmela più. Dicono che sono troppo duro, non un coniglio. Per la prima volta il tycoon è apparso sulla difensiva. E l'Europa? L'Europa, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, secondo il giornale, l'Europa in attesa pensa ai negoziati. Con lo stop avrebbe un'arma in più. Borse fredde, l'attenzione dei mercati all'incontro del 3 e 4 giugno all'Ocse, e la von der Leyen dice molti paesi ci chiamano per fare affari perché siamo affidabili. Insomma, l'Unione Europea confida nella magistratura americana. Qui stanno venendo fuori tutta una serie di come si dice, di colpi di scena che veramente il mondo sta diventando un'Italia globale, ci avete fatto caso? Giudici che bloccano presidenti, giudici non eletti, gente che si affida alla magistratura pur di ottenere un vantaggio, insomma, stupendo. Io no, veramente, se non fosse che questa è la realtà, verrebbe veramente da ridere. Allora, eccoci qua. Roberto, tu sei un genio, lo dichiaro pubblicamente. Lui è Tuco dal film Il buono, il brutto e il cattivo, Roberto da Monza, cioè Eli Wallach. Buongiorno Antonino, ma come possiamo chiamare tutto questo ciarlare sui vari delitti e i suoi malcapitati protagonisti? Linciaggio o Giovanni? No, non è linciaggio, è pornografia sociale di massa. Questo è il porno. È porno. Ai pornai in greco sono le prostitute. Pornografia è scrivere di argomenti da prostitute, cioè argomenti, come potremmo dire, da trivio, argomenti volgarissimi. Questo vuol dire pornografia. E andare a grufolare nelle vite delle persone, i morti che sono ancora caldi sul tavolo dell'obitorio, e già c'è quello che s'affretta a dire chiedo scusa a tutto il mondo, mio figlio era un bravo ragazzo, mio figlio era innamorato e quella all'anima era innamorato, immagina tu se non lo era. Ecco, tutto questo, e qui io non sto dicendo parolacce, io qui mi sto rifacendo a Carmelo Bene, se posso. Questo è osceno, è porno, è oschenè, è fuori dal palcoscenico del mondo, perché questa cosa sul palcoscenico del mondo non dovrebbe esistere. La tragedia greca, no? I protagonisti che sono sul palco e dietro ci siamo tutti noi, il coro, che apparentemente non contiamo niente e invece siamo noi la coscienza collettiva di quello che i sedicenti protagonisti dicono. Perché così funziona la tragedia greca. I personaggi recitano, ma è il coro che commenta. E la cosa drammatica è proprio questa, amiche e amici miei, che il fatto di dover commentare il grufolio nelle vite degli altri in questo modo è osceno, perché non dovrebbe essere, appunto, oschenè, non dovrebbe essere sul palcoscenico. Questo è porno. Ci manchi, cavolo, quanto manca Carmelo Bene alla cultura di questo paese. Certe volte io ci penso e mi incazzo, ve lo dico. Lui e Leonardo Sciascia, tra parentesi. Buongiorno Danna, scrive Mauro il filosofo, buongiorno a te. Credo che Nordio stia dando prova della sua grande esperienza e credo sia un gran signore, condivido, perché se fossi stato in lui non sarei stato così indulgente nei riguardi di Travaglio, che lo chiama con l'epiteto dispregiativo di Carletto Mezzolitro. Per quanto riguarda la sinistra ecologica e la sinistra progressista in materia di giustizia, è evidente la loro volontà di difendere il disordine, soprattutto quando dietro ci sono gli extracomunitari e gli sfaccendati che garantiscono loro il sostegno dei voti. Oggi esprimere un voto in quella direzione è vergognoso, un oltraggio alla patria e all'italiano serio. Ci sono due audio, andiamo col primo, Simone, per favore. Una persona come Nordio, che parla non solo come politico, come ex magistrato, ma parla anche con del buon senso, deve essere sempre supportata, perché ormai la sinistra ci ha abituato ad ascoltare discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Il buon senso è quello che dà la chiave di lettura di tutto. Allora, il primo è sul tema del buonsenso, adesso andiamo col secondo.
Buongiorno, ciao, sono Piero. Al di là delle battutazze sorridenti, ci stanno anche, forse non hanno capito, non si capisce che in questo momento c'è uno scontro molto duro fra i poteri precedenti e quello che Trump vuol fare, che passa attraverso anche queste cose. Quindi io non mi sorprenderei molto di queste vicende, più che altro i cialtroni dell'Unione Europea o qui in Europa e poi gli uomini della borsa. È chiaro che gli uomini della borsa di fronte a un fenomeno come Trump vanno in difficoltà, ma io non sono amico degli uomini della borsa, i popoli e i sovranisti non lo sono. Ciao. Allora, grazie anche a Pier, sono le 8:31 minuti e 10 secondi, pausa, meteo, pubblicità e poi torniamo con Lucio Battisti, La sposa occidentale, 1990, un altro dei grandi pezzi, dei grandi dischi bianchi con Panella. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano domina la scena su tutta l'Italia, temperature in ulteriore ascesa con oltre 30 gradi su molte zone. Al mattino sole su tutti i settori con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Innocui addensamenti potranno formarsi solamente sul Triveneto, specie orientale, e sull'alto versante adriatico. Nel pomeriggio tempo in ulteriore miglioramento, cieli sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Scoppia l'estate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante, biologico, come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene e elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Non dobbiamo avere pazienza, ma campare pretese intorno a noi come un assedio ed essere aggrediti dalle donne più voluminose. Un fiore che un fiore io non te l'ho mai portato, vuoi improvvisato, vuoi confezionato, ma trasferisco da te tutti i fiorai, più facile a dirsi, e infatti te lo dico. Ti piacciono i dolci ed io sul tuo terrazzo impianto un'impastatrice industriale che mescolo e sciorina la crema per le scale. Se tu ti vesti io sul tuo balcone faccio calare in forma di indumenti tutti paracadute d'un tendone bianco da sceicco e la sua scimitarra per fermaglio, ed è più facile a dirsi che a dimostrarlo falso, e infatti te lo dico perché non basta il pensiero. Vuoi prendere un treno di notte pieno di paralumi e di Damasco per dormire, se no che serve un treno? Alzo con le mie leve tutti i binari e senza alcun disagio di viaggiare in discesa, scivolano da te tutti i vagoni. Detto così è semplice, infatti lo è detto così. Lascia immaginare cosa succederebbe se tu volessi bere, se tu volessi nuotare, se tu volessi l'ultimo centimetro di cima del monte che ti pare, per farne niente o per otturare un buchetto qualsiasi in fondo a un mare. Trascurando il piante di riso, tu escludi le risorse più abusive che sono state mai precise, come sul tuo bel viso rilassato ed inespressivo. Se nulla capivo, qui tu finalmente nulla lasciavi germogliare sulla brulla paradossale tra noi, terra infondata dove sono i leoni ammattiti e marroni. Lasciando immaginare la sposa occidentale che sembra quasi ridere, invece lei respira, quasi piangere ma gira. Dall'altra parte il viso ma ritorna, portando sue notizie inaspettate. Ed era il 1990 quando Lucio Battisti incideva La sposa occidentale sul testo di Pasquale Panella. Che bello, vorrei regalarti un treno con tende e damaschi, se no a che serve un treno? Poter dormire di notte in un treno, beato lui, io non ci sono mai riuscito, anche perché io viaggiavo col posto a sedere, per cui un giorno vi racconterò certe cose che voi umani non avete potuto nemmeno immaginare. Altre zappe che arrivano, Gianni da Brescia, che si riferisce alla mia citazione di Carmelo Bene. Già, ma Carmelo Bene menava la moglie a quanto pare. Hitler invece era vegetariano e non fumava. Quindi che volevo fare? Andiamo avanti. Ciao Antonino, sono in Svizzera e ti sento a sprazzi. La freddura di Silvia e le patate è geniale. Sì, infatti è stato Marco, non è mia. Proporrei al direttore di una trasmissione rassegna comica. Beh, se mettiamo assieme i vostri migliori messaggi verrebbe fuori davvero.
Non è tutto, sto andando a Lucerna a ritirare una macchina che ha comprato mio figlio, inutile dirti il marchio, vero? Walter, PS, non mi insultare, lascia sanguinare il tuo grande cuore. Ah, che stilettata orrenda che mi tiri, veramente, Walter. Non ti insulto, non ti voglio insultare, però mi stai facendo sanguinare il cuore, questo sì. Vabbè. Tazio Nuvolari, ora pro nobis. Giuseppe Busso, ora pro nobis. Orazio Sattapuliga, ora pro nobis. Eugenio Luraghi, ora pro nobis. Alfa Romeo, ora pro nobis. Torniamo a noi. Questo ricorda un po' la... Ve lo ricordate Totò quando fa la benedizione, quando entra autobus, filibus? Tra l'altro un mio amico prete, quando aveva fretta e andava a benedire le case, lo faceva per davvero, ma questa è un'altra storia. Allora, visto che siamo in tema, la questione della povera Martina, siamo sul Corriere della Sera, pagina 20, Martina i depistaggi dell'ex fidanzato, dopo il delitto è uscito con gli amici, la 14enne uccisa da Fragola, Meloni risponde a Schlein, femminicidi facciamo più di tutto insieme. È stato lui stesso, Alessio Tucci, dopo l'arresto a raccontare come ha passato la giornata di lunedì prima di unirsi ai parenti di Martina e fingere per tutta la notte di prodigarsi nelle ricerche. Ha anche cercato di far sparire elementi che potessero portare a lui se e quando il corpo della ragazza fosse stato trovato. Ha cancellato dal cellulare le chat con l'ex fidanzata che ora dovranno essere recuperate durante il prosieguo dell'inchiesta e ha provato a nascondere anche il telefonino di Martina. Tutte operazioni che non sono servite a niente quando i carabinieri sono andati a prenderlo dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Afragola che lo mostrano passeggiare accanto a Martina, arrivare con lei fino alla stradina che porta alla vecchia abbandonata casa del custode del campo di calcio e poi uscire da quella casa da solo. Nelle ore successive a quelle registrazioni si capirà che cosa è successo lì dentro e l'orrore per questa ennesima tragedia sembra far avvicinare per una volta Meloni e Schlein. Dobbiamo fare di più tutti insieme, dice la Premier. Sembra rispondere indirettamente alle parole della leader PD. Sul contrasto alla violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a fare un passo avanti insieme al Paese. Ecco, e adesso viene fuori il concetto di osceno, appunto, fuori dal palcoscenico, non di volgarità che diceva Carmelo Bene. Dal fronte della politica, sentite qua, da registrare anche l'uscita del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che commentando la vicenda di Afragola durante un dibattito con l'influencer Valeria Angione le ha detto: è normale secondo te che una ragazzina di 12 anni, che è una bambina, si fidanzi senza che nessuno dica niente? Per me è un problema. Ma l'interlocutrice gli ha fatto notare che il problema è l'omicidio, non il fidanzamento. Ecco appunto, l'influencer, che ne è fuori dal palcoscenico, ha detto cioè una cazzata, perché De Luca ha fatto un'osservazione che è quella che avete fatto tutti ieri quando avete telefonato qui in trasmissione e siamo tutti d'accordo su questo, perché uno prima di arrivare a questa cosa qua, barbara e infame, a questo femminicidio infame, prima di arrivare a questo, uno si chiede, e ieri sera, se avete visto 5 minuti, c'era chi era il presidente della società di psicologia in Italia, eccetera, eccetera. Una ragazzina a 12 anni e mezzo e non è ancora entrata in tutto quel mondo di scoperta della sessualità, di crescita, eccetera, eccetera. Come si fa a dire mi fidanzo a 12 anni con uno di quasi 17? Cioè questo c'ha 18 anni e lei ne aveva 13. Questo era maggiorenne, quella era una bambina. Di questo dobbiamo parlare. È normale? Ha ragione De Luca? No, non è normale. Non lo è. Alessio mi rassicurava, dice il padre di Martina, la rispetto, non metterei mai le mani addosso a tua figlia. Il papà della vittima mi ha detto che lei era andata via in scooter con un altro. Il padre invece del reo confesso: è sempre stato un bravo ragazzo, chiedo scusa.
Ha negato tutto anche con me, deve pagare per ciò che ha fatto, ma io non lo abbandonerò. A chi parla di ossessione cosa risponde? Alessio non era ossessionato, era soltanto un ragazzo innamorato, perché con Martina stavano crescendo insieme. Essere violento con una donna non l'ha mai nemmeno pensato, però la madre dice che questo l'aveva schiaffeggiata. E a maggior ragione, tu t'arriva tua figlia con una cosa del genere e tu non fai niente. Cosa aveva fatto il papà di Martina? Questa cosa qua. Le aveva detto, dov'è qua? Ha mai avuto la sensazione che Alessio potesse essere pericoloso o violento? Quando veniva a casa era gentilissimo, un ragazzo educato, ma certo non posso sapere come si comportasse quando non era con noi. Martina aveva deciso di troncare la relazione, sì, dopo uno schiaffo che lui le aveva dato. Ho parlato anche con Alessio, gli ho spiegato che Martina aveva preso la sua decisione. Lui sembrava aver capito, avesse capito, ma poi la cercava di continuo. Cioè, tu hai parlato con Alessio dopo che quello t'ha pigliato a schiaffi tua figlia, che è una ragazzina. Per prima cosa vai e lo denunci, ma stai scherzando. Comunque, c'è un audio. Simone, per favore, mandiamolo pure, per favore. Antonino, buongiorno, sono Albino dalla provincia di Torino, il maresciallo. Allora, per quanto riguarda il discorso di quella povera ragazzina di Afragola, quella lì uccisa da quel esecrabile individuo, io ho sentito cosa hanno detto i genitori, famiglie sbagliate, questa è una mia impressione, sia ben chiaro, che non si sono rese conto della gravità della situazione. Il padre, mio figlio, io lo seguirò sempre perché mio figlio è un bravo ragazzo. Oh! Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda quando a Torino venne accoltellato un brigadiere dei carabinieri, andarono i cronisti a casa di questo, vabbè, arrivarono, il padre disse, vabbè, ha fatto una cazzata, no? Sai, perché accoltellare un brigadiere dei carabinieri è fare una cazzata, giusto? Siamo a questi livelli qua, quindi finché abbiamo delle famiglie che sono in grado di inculcare nei figli quelli che sono i principi del viver civile e della convivenza con gli altri esseri umani, ne succederanno sempre di peggio. Non è utile dare la colpa alla società, è colpa delle famiglie che non sanno educare i figli, è chiaro? Per cui da una famiglia sballata non può venire fuori un ragazzo a posto. Poi ci sono le eccezioni che confermano la regola, ma purtroppo la situazione è questa. Devono prima educare le famiglie, cosa che oggi come oggi sarà quasi impossibile perché i genitori di oggi discendono dai loro genitori che già non li sapevano educare. Va bene? Quindi questo qua è una caduta verso il baratro. Ti saluto, ciao. E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Le signore non si fanno aspettare. Io quindi voglio chiedere scusa all'onorevole Ingrid Bisa per il ritardo. Buongiorno onorevole, ben trovata. Buongiorno a voi. Allora, ecco, qui c'è un tema che cade appunto a fagiolo con la nostra conversazione che veniva introdotto dal nostro ascoltatore di prima. La mancanza di rispetto verso le forze dell'ordine, la mancanza di rispetto verso la legalità e per fortuna però adesso il DL Sicurezza, convertito in legge, viene a mettere ordine nella situazione. Sì, direi di sì, che il voto che abbiamo fatto ieri sera alla Camera è veramente un voto importante perché questo decreto sicurezza ha delle norme molto importanti, sono 39 articoli, quindi è un provvedimento insomma molto, molto corposo anche appunto in riferimento alle forze dell'ordine. Sono norme comunque di buon senso perché vengono messe delle aggravanti per violenze appunto a pubblici ufficiali. È una norma che c'era stata molto, molto richiesta, oltre a quella anche relativamente all'utilizzo della videosorveglianza da parte della polizia, perché comunque le forze di polizia a volte si trovano in situazioni dove incriminate o indiziate per situazioni insomma poco chiare e l'utilizzo di body cam nei servizi di ordine pubblico, di trasporto ferroviario e di controllo del territorio credo possa essere uno strumento per fare comunque luce e dare verità insomma
situazioni che magari a volte non è così semplice, insomma, verificare. Quindi sono veramente norme, oltre che di buon senso, anche a tutela delle nostre forze d'ordine. Ecco appunto. Senta, eccoci. Tutelate. Ecco, purtroppo il telefono va e viene. Comunque, senta, le volevo chiedere questo. Allora, sgomberi più efficaci finalmente a difesa dei nostri anziani, soprattutto di chi ha una proprietà e se la vede occupare in una maniera vergognosa, e poi ancora però mi pare che questo provvedimento sia stato al centro di incredibili polemiche, addirittura si sono evocate le leggi fascistissime, si è detto che è un provvedimento liberticida, ma cioè garantire la tutela dei proprietari delle case che hanno comprato con sacrifici è qualcosa di fascista? Ma io direi proprio di no. Ovviamente le opposizioni hanno fatto il loro lavoro e ci sono insomma i regolamenti parlamentari che gli hanno dato la possibilità di fare la loro opposizione serrata. Io credo che anche appunto questa norma era una norma che ci veniva richiesta da tanto tempo, addirittura è una proposta di legge che arriva proprio dalla Lega, perché in Commissione Giustizia legislatura scorsa l'avevamo già esaminata, poi sono sciolte le Camere anticipatamente, quindi non siamo riusciti a portarla a termine. E è una procedura più veloce per far sì che i proprietari vengano rimessi in possesso dell'immobile quanto prima. E questa è la cosa più importante. Senta, La Verità notava stamattina con una certa ironia che mentre si è fatta questa maratona notturna, non oso chiederle lei a che ora sia uscita dalla Camera, ma mentre tutto questo accadeva, i leader invece erano da tutt'altra parte affaccendati o forse a dormire. Quindi com'è? Siamo tutti bravi a fare le barricate, però poi quando è il momento ci si sfila. I leader della sinistra, ovviamente. Sì, quello sicuramente. Noi abbiamo fatto veramente una maratona notturna di tantissime ore. Prima c'è stato tutto l'esame in commissione, ovviamente quello ha meno pubblicità rispetto ai lavori d'aula, però sì, la presenza in aula da parte della maggioranza c'era tutta, c'è sempre stata, perché ovviamente ci sono anche dei numeri da tenere durante le votazioni, quindi tutti i nostri leader di maggioranza erano presenti in aula. E come dice lei, sui giornali escono che hanno fatto le barricate e poi effettivamente ci sono leader di opposizione che si sono sfilati da questa e sono apparsi solamente nel momento in cui hanno fatto i loro interventi e poi non si sono più visti in aula. Insomma, per dirla con Renzo Arbore, il materasso è il massimo che c'è, evidentemente. Sì, per qualcuno è così. Senta, sì, assolutamente sì. Ecco, senta, io le rubo ancora poco tempo perché appunto è stata una nottata abbastanza complicata e abbastanza lunga. Le chiedo questo, quali saranno ora i suoi prossimi impegni, onorevole? Beh, guardi, c'è un'attività serrata. Io in commissione insomma giustizia adesso avremo il provvedimento sulla separazione delle carriere che ritornerà alla Camera in seconda lettura, in terza lettura, perché comunque insomma c'è la doppia conforme essendo una riforma costituzionale, quindi credo arriverà appena dopo l'estate alla Camera nuovamente e sarà anche lì un bel tour de force, però anche quella è una riforma che il Paese ci chiede. E questa è la cosa più importante. Sento un'ultima cosa. Stamattina il Fatto Quotidiano scrive della riforma dell'appello che si sta pensando al Ministero di Grazia e Giustizia, e cioè il fatto di introdurre un'inappellabilità dopo che si è ottenuta l'assoluzione o per esempio dopo 2 gradi oppure in ogni caso per una serie di reati che non siano ad esempio quelli di mafia. Può essere uno strumento deflattivo soprattutto dell'attività dei nostri tribunali, può dare una giustizia più giusta e soprattutto far finire l'idea di questi processi infiniti, vedasi Garlasco, che alla fine sono più lo show che si fa sulle emittenti televisive o radiofoniche
che non una seria inchiesta e una seria amministrazione di giustizia? Sicuramente, allora non è da adesso che si parla insomma di questa possibilità di modifica e riforma, perché insomma Sì, pronto? Pronto? Ai ai ai, è caduto che la linea non ci assiste su questo. La linea stavolta non ci ha dato appello, ha già applicato la riforma. Simone, prova a richiamare l'onorevole, per favore, che così concludiamo il Qui Parlamento con l'onorevole Ingrid Bisa, appunto, e terminiamo il nostro discorso sul DL sicurezza, e poi, ça va sans dire, passeremo alla pubblicità. Dopo la pubblicità facciamo un patto, io vi dico ancora altre 2 o 3 cose, poi apriamo veramente in edizione lampo il telefono, in modo tale che ognuno di voi possa dire la sua sui temi di questa giornata. Vediamo un po' se ce la facciamo a ripescare l'onorevole Bisa, che chiaramente, essendo in movimento, il telefono non va. Eccoci, sono Eccola, ritornata. eccola, ce l'abbiamo fatta. Il telefono ci ha dato l'appello, onorevole, per fortuna. Ecco. Stava dicendo. No, non ci ha dato appello sto telefono. Ai 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 ai. Sì, non posso eccola, comunque, eccola. insomma, eccoci. Prego. Sì, no, dicevo che effettivamente è necessario un esame più approfondito di queste questioni, sulla questione dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, soprattutto poi quando anche leggiamo in sentenze che non vi erano comunque poi elementi affinché ci fossero ulteriori gradi di giudizio, quindi fa bene il Ministero a fare un approfondimento in tal senso. Molto bene, allora onorevole, buon riposo, credo ampiamente meritato, e al piacere di risentirci presto. Grazie mille a voi, grazie alla disponibilità. Buona Prego, giornata a tutti. Buona giornata a lei. Qui Parlamento. Ok, Simone, se vuoi vai pure in pausa, pubblicità, e poi torniamo. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna, perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestra aperta o chiusa senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo.
Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, le 9, 1 minuto e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, per questa rassegna stampa, datemi il tempo di dirvi ancora 2 o 3 cose, poi apriamo il telefono. Antonio da Udine ci scrive al 340-670-9659. Condivido i pareri che la responsabilità delle azioni è personale, che il comportamento delle famiglie era sbagliato anche prima del massacro della povera Martina, ma forse mi domanderei anche se famiglia, scuola, società in genere non facciano di tutto per evitare che i giovani si abituino alla sconfitta e alla seguente frustrazione che deve essere metabolizzata e servirà a forgiare il carattere del ragazzo. Oggi addirittura si eliminano le classifiche per merito perché origina malcontento e poca autostima in coloro che non sono tra i primi. Purtroppo si tenta di bypassare questo anche nello sport, né vincitori né vinti. Ma guarda Antonia, giusto ieri appunto il nostro Walter ricordava l'atteggiamento di certi genitori quando vanno a seguire le partitelle dei ragazzini. Mi pare il mese scorso vi ho raccontato a Zoom, credo, di questo tizio, di questo dirigente di una squadra di calcio che si era appostato lì a bordo campo e faceva commenti sull'arbitro donna e diceva non capisci un cazzo, vai a lavare i piatti, tutte queste robe qua. Cioè, purtroppo è una società nella quale il concetto è che tutti devono vincere, perché uno vale uno. E sull'uno vale uno noi abbiamo visto arrivare anche gente al governo di questo paese che, insomma, proprio competenze per governare una nazione di 60 milioni di anime con un posto strategico nel Mediterraneo non erano proprio quelle le competenze necessarie. Come vedi, sì, bisogna recuperare il concetto di selezione, di merito, il concetto che c'è uno più bravo di te. Se è più bravo di te, impara perché è più bravo di te. No che siccome è più bravo di te, vabbè, è raccomandato, vabbè, è una zoccola, vabbè, e va con quello, va con quell'altro. Molto semplicemente magari sa fare le cose meglio di te. È normale che succeda. Allora, ancora B. Ogni 3 settimane faccio il turno di notte in fonderia, Ghisa, dalle 22 alle 6. Onore e tanto rispetto a te, mio caro, perché io ho avuto mio bisnonno Michele in America che lavorava in fonderia alla Bethlehem Steel Corporation e ho avuto uno zio che lavorava alla Lucchini a Vobarno a fare i binari ferroviari, quindi onore a voi. Ogni 3 settimane faccio il turno di notte in fonderia, Ghisa, dalle 22 alle 6, quindi grande vicinanza a quegli eroi che ieri hanno trascorso la notte lavorando per solo 5 volte il mio stipendio. Io sono ancora più vicino a quelli che invece per 5 volte il tuo stipendio se ne sono andati a dormire dopo che hanno fatto le barricate sostenendo che ti stavano tutelando, per cui figurati. Andiamo a vedere appunto le ultime cose che vi volevo dire. Matteo Salvini a Reggio Calabria scrive Repubblica, show di Salvini sul ponte, cantieri al via in estate, nuova sfida al Quirinale, attacco al Consiglio d'Europa per le critiche alla polizia, ente inutile, polemica anche sul vino, i toscani hanno rotto, poi Salvini ha detto che era solo una battuta, ha fatto marcia indietro, ma al di là era solo una battuta, appunto, gli ho raccontato che mi piace scherzare sempre con la mia fidanzata sul fatto che ormai sono quasi toscano. Non era invece una battuta il giudizio pesante sul Consiglio d'Europa, si vergogni di dire che la nostra polizia è razzista. Quello è un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani ed europei per produrre in cambio cazzate.
Non mi pare tanto lontano alla verità, visto che sostenere che la polizia italiana fermi la gente sul colore della pelle è una cazzata. Andiamo avanti. Matteo Salvini appunto va a Reggio Calabria e dice: la vera lotta ai clan è creare sviluppo, noi realizzeremo più di 100.000 posti di lavoro, dice il ministro delle infrastrutture in un'affollata conferenza stampa dopo aver incontrato i vertici delle forze dell'ordine, della magistratura, sindaci e associazioni. Siamo pronti a bloccare tutte le possibili infiltrazioni criminali. Entro l'estate partiranno i cantieri. Ma intanto si fa sempre più forte l'urlo dei no ponte, un centinaio di persone riunite nella piazza davanti alla prefettura. Matteo, sei già in ritardo, ripete al megafono Enzo Musolino, il segretario del circolo PD di Villa San Giovanni. 'Ndrangheta e Cosa Nostra hanno già stretto il loro accordo, tu vuoi pure allentare i controlli. Per fortuna che c'è Mattarella. Le urla dei no ponte arrivano fin dentro la prefettura. Un funzionario chiude le porte mentre il ministro sorride. Non saranno queste 50 persone a fermarmi. Salvini non vuole fermarsi neanche davanti ai rilievi del Quirinale, che ha bocciato le norme sui controlli accentrati in capo al Viminale. Il ministro dell'Interno ci sta lavorando, annuncia. Noi vogliamo essere ancora più cattivi, severi, trasparenti. Presto dunque verranno riproposte le norme speciali su cui il Colle ha espresso riserve, ritenendo che gli strumenti ordinari di controllo antimafia siano già particolarmente severi. Ma noi siamo in sintonia col Quirinale, taglia corto Salvini, e torna a promettere: entro l'estate del 25 partiranno bonifiche, indagini geotermiche ed espropri con abbondanti indennizi. Si lancia pure in un'altra promessa: per i calabresi ci saranno anche indennizi più alti rispetto a quelli dati nel resto d'Italia. E poi giù con una stoccata alla CGIL tra gli organizzatori del sit-in che si fa sentire sempre più insistente. Curioso che il sindacato vada contro gli interessi dei lavoratori. E appena esce dalla prefettura fioccano i fischi, mentre lui lancia baci. Andiamo sulla Stampa. La Stampa invece ci riferisce, c'è un'intervista a Edoardo Rixi. Eccolo qui, la sconfitta di Genova non va sottovalutata, le regionali sono a rischio. Il vice ministro alle infrastrutture e trasporti: se la sinistra centra il modello, tutto è contendibile. Cosa dice Rixi? Dice: ho l'impressione che la partita di Genova sia stata presa dai partiti del centrodestra sotto gamba. Noi siamo l'unico partito ad essere cresciuto oltre alle civiche. Bastava poco, 2 punti e saremmo arrivati al ballottaggio. Colpa dei leader che non hanno fatto abbastanza? Ma no, i leader hanno fatto i loro impegni ed è inutile piangere sul latte versato. Però questa è una sconfitta che non dobbiamo sottovalutare. Cos'è che la preoccupa? Il risultato era prevedibile perché in linea coi dati delle ultime campagne elettorali. Non era prevedibile invece lo schema innovativo messo in campo dal centrosinistra. Se il PD capisce che quel modello funziona anche fuori da Genova, tutto diventa contendibile, dalle prossime regionali fino alle politiche. Quale modello? Un'alleanza larga con una candidatura della società civile che non ha nulla a che fare coi soliti volti della sinistra, che a Genova aveva persino qualche aderenza con ambienti di centrodestra e mostrava un profilo più vicino a Renzi. Crede che alle regionali il prossimo autunno il centrodestra possa perdere 4-1? Non so se il rischio sia di 4-1, ma se non ci impegniamo possiamo anche perderle tutte. Quando non ci si mette più in discussione arrivano i problemi. Stare al governo porta un po' a questo. Roma è autoreferenziale, si ascoltano meno i territori. È per questo che Fratelli d'Italia sta avendo problemi in Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia con i governatori leghisti? I governatori vanno aiutati. Luca Zaia, per esempio, è osannato dal 90% dei veneti, indipendentemente dal colore politico. Bisogna saperlo ascoltare, lo dico anche agli alleati. Poi è vero che Fratelli d'Italia ha il 30% in Veneto, ma una cosa è quando si candida la Meloni, un'altra è quando si candidano i politici locali. Si è vista Genova, dove prendono il 12%. Al MIT avete invece problemi con le province dopo avergli sottratto le risorse destinate alle strade. Risolto, le vedremo martedì e reintegreremo tutto. Era solo una questione di contabilità. Il problema semmai è che arrivi una mail con una comunicazione così dura dal direttore generale del Ministero a tutte le province senza che sia stata approvata dal gabinetto del ministro. Curiosamente a una settimana dalle elezioni.
Ci saranno conseguenze? Quando succedono queste cose vanno stretti i bulloni della macchina, qualche cambio potrebbe esserci. Anche sulle norme per il ponte avete avuto problemi di comunicazione, stavolta però col Colle. La volontà del nostro ministero è sempre stata la stessa del Quirinale. Vogliamo i controlli antimafia più adeguati e più risorse per le prefetture. Chiudiamo con Casarini, qui sul Libero. Casarini che sapete è stato rinviato a processo. Casarini va a processo per il profitto sui migranti, ma torna subito in mare. La nave tedesca CI4 entra a far parte della flotta di Mediterranea, l'organizzazione di cui è fondatore l'ex No Global, che attacca ancora. Siamo perseguitati dalle autorità, è una montatura politica o giudiziaria. Il vecchio No Global esulta, oggi la flotta civile è più forte di prima, Mediterranea raddoppia le sue dimensioni. Oggi CI4 diventa Mediterranea, spiega Casarini, e continua la sua vita come nave di cura e dignità. Poi contesta la decisione del giudice per l'udienza preliminare di Ragusa, che l'ha mandata alla sbarra assieme ad altre 6 persone. Ci arriviamo tra poco. Le autorità italiane ci accusano, ci perseguono, costruiscono macchinazioni giudiziarie, usano i servizi segreti, ci indicano come minaccia alla sicurezza nazionale. Vorrebbero intimidirci, va avanti Casarini, metterci alle strette, ma tutto questo non accadrà mai. Bene, beato lui. Intanto lasciamo lavorare i giudici. Chiudiamo. Pagina 11, ecco qua, questo è il regalo che Putin fa all'Italia. La mossa del cavallo, Putin piazza missili contro di noi in Libia con lo zampino di Haftar, Mosca sta installando sistemi di lancio a Seba nel deserto, minaccia diretta all'Europa. Il 12 maggio scorso, eccolo qui, c'è appunto questa installazione militare a Seba, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar, a circa 900 km da Tripoli e poco più di 1000 km dall'isola italiana di Lampedusa. Rappresenta un punto strategico ideale per colpire obiettivi europei con missili a medio e lungo raggio. Il 12 maggio scorso è stato ucciso a Tripoli Abdulghani al-Kikli, detto Ganiwa, il leader del dispositivo di sostegno alla stabilità DSS, responsabile brigata 444, milizia fedele al primo ministro del governo libico di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba. L'episodio ha scatenato la peggiore spirale di violenza nella capitale libica degli ultimi anni, offrendo ad Haftar la possibilità di neutralizzare tutte le milizie rivali, avanzare verso Tripoli e assumere il controllo di tutto il paese, e infine esiliare Dabaiba a Istanbul. Secondo l'agenzia Nova, i russi starebbero legittimando e sostenendo l'avanzata del generale libico, consentendogli di espandere ulteriormente la base di Seba con la collaborazione della Bielorussia. Se davvero la Russia dispiegasse missili a medio raggio nel Fezzan, le rampe potrebbero essere protette dai sistemi di difesa aerea già utilizzati dalle forze di Haftar, come il sistema russo Tor M1 recentemente mostrato durante la parata militare di Bengasi. Il Tor M1 è un sistema missilistico terra-aria molto avanzato, capace di intercettare e neutralizzare missili nemici, droni, velivoli a bassa quota, garantendo così un'efficace copertura difensiva dei siti strategici. Le indiscrezioni indicano inoltre che con la mediazione della Turchia gli Stati Uniti potrebbero però dare un avallo in cambio del trasferimento da Gaza alla Libia di 1 milione di palestinesi. Una notizia simile era già stata diffusa dall'emittente statunitense NBC, ma smentita ufficialmente da Tripoli e dall'ambasciata USA a Tripoli. Un'operazione di trasferimento così massiccia comporterebbe migliaia di voli e decine di navi, sarebbe logisticamente molto complessa. Attualmente la Libia ha una popolazione di circa 7,3 milioni di abitanti e secondo l'Organizzazione Internazionale dei Migranti ne ospita già più di 800.000. Ma Haftar avrebbe già dato disponibilità a concedere la cittadinanza ai palestinesi deportati, garantendosi così mano libera nella gestione delle risorse petrolifere e del potere. I residui 800.000 palestinesi di Gaza potrebbero invece essere trasferiti in Siria grazie a un accordo tra Trump e Ahmed al-Sharaa. Il nuovo leader di Damasco concederebbe ai nuovi venuti la cittadinanza e Trump otterrebbe anche la trasformazione della base militare russa di Latakia
in un porto commerciale controllato da USA e Siria. Secondo una fonte araba, il piano per il trasferimento della popolazione palestinese da Gaza avrebbe anche l'avallo dell'Arabia Saudita, interessata a futuri investimenti immobiliari nella striscia e a eventuali giacimenti di petrolio nel suo offshore. Alcuni media della Cirenaica hanno segnalato la partecipazione di militari di Haftar alle esercitazioni NATO Anatolian Phoenix 25 in Turchia. Tra i 1.500 e 2.000 militari delle forze di Haftar sarebbero attualmente addestrati dai turchi, che avrebbero, tra l'altro, approvato la vendita di droni armati a Bengasi da impiegare contro le milizie di Tripoli. In questo contesto si inserisce la visita ufficiale di Saddam Haftar, capo di Stato Maggiore delle forze terrestri dell'esercito nazionale libico, ad Ankara, dove è stato ricevuto dal comandante delle forze terrestri turche, generale Selçuk Bayraktaroglu. Una visita avvenuta il 4 aprile, quinto anniversario dell'offensiva lanciata nel 2019 dalle forze della Cirenaica contro la capitale Tripoli, allora controllata dal governo d'accordo nazionale di Fayez al-Sarraj. Chiudiamo qui la rassegna stampa. 0292947222, il telefono è aperto da questo momento. Io tolgo la condivisione. Grazie Simone, perfetto. Altre zappe che voi avete scritto: ho visto una foto della ragazzina con la mamma con un rossetto rosso fuoco, non sembrava così ragazzina, anche la mamma forse doveva trattarla da ragazzina. Ancora Luigi da Treviso: sul merito dello sport ne avrei tante da raccontare per esperienza diretta, avendo seguito per 20 anni i miei figli e tutti i loro compagni, ma dico soltanto che è uno schifo. Hanno rovinato anche lo sport, annullando il merito per instaurare un sistema di raccomandazioni, amicizie, ricchezze di famiglia che comandano anche su allenatori ed educatori bravi ed onesti. E poi chiedetevi perché l'Italia fa magre figure nelle competizioni sportive calcistiche internazionali. Indovinate perché? O indovinate perché, per esempio, non ci sono più piloti italiani? Mi dite una scuola di piloti italiani? Non ce ne sono più. Non ce ne sono più perché da un lato costa tanto, dall'altro lato molto spesso si dice no, non vai a fare il pilota perché è pericoloso, puoi morire in pista, eccetera, eccetera, eccetera. E non ci sono più campioni come fu Vaccarella, come fu Merzario, come è stato Michele Alboreto, pace all'anima sua, Jarno Trulli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, le 9:18, abbiamo ancora 2 minuti, dopodiché cediamo la linea alla rete, anche perché, vi ripeto, ci sarà oggi una piccola modifica al palinsesto. Alle 9:30 non ci sarà parlando liberamente, cioè non ci sarà liberamente di Giovanni Sallusti, del nostro direttore responsabile, ma ci sarà parlando liberamente. Oggi Giovanni intervisterà Claudio Velardi, quindi si comincia alle 9:30 precise. L'altra cosa che vi dico è che dopo parlando liberamente, ovviamente ci sarà liberamente sempre del nostro Giovanni Sallusti. Quindi noi oggi chiudiamo un pochettino in anticipo lasciandovi, direi, in buone mani. Quindi le 9:19:05, non abbiamo più altre zappe da parte vostra. Se fate a tempo riusciremmo ancora a infilare una zappetta, se la volete mandare. Dopodiché chiudiamo e con me ci si ritrova lunedì alle 7:30, 2 giugno, festa della Repubblica. O se no, se vi va, domani alle 8 ci sarà lui, il grandissimo Pier Vittorio Scimia, insieme con Matteo Desio, che faranno la rassegna stampa dalle 8 in poi. Io alle 9:35, 9:40 sarò col garage dell'Alfista, per cui che dire di più, che ringrazio tutti voi anche per questa settimana passata ancora una volta assieme. Stasera alle 5:30 Zoom con Lorenzo Viviani a raccontarvi agricoltura, pesca e ambiente. Grazie per essere stati con noi. Adesso linea alla rete alle 9:30 parlando liberamente Giovanni Sallusti e Claudio Velardi. Grazie a tutti e buona giornata.